Avvio di gara con sul pallone Sizia, Vinci e Cocco. Tutto. Vediamo adesso le due squadre che sono schierate in campo. E c'è il via. Si parte subito con il tentativo all'indietro per il passaggio. Va dal portiere Palumbo, allarga subito il gioco, subito il lancio in profondità con il controllo di Dieng, viene subito fermato. Per l'arbitro è tutto regolare, si può giocare con il pallone in mezzo, viene subito fischiato adesso il calcio di punizione per la Nuorese, pantaloncini e tenuta blu con i calzettoni verdi per la squadra ospite. All'indietro adesso il gioco per ripartire con il lancio in profondità e lo scatto di Piredda, viene fermato ma riparte ancora in avanti e poi spazza via tutto la difesa della squadra di casa con l'intervento e il tocco. Viene messo in fallo laterale. Lungo il rilancio in profondità con il controllo ancora di Piredda, il pallone viene spazzato via alla distanza e poi il passaggio all'indietro di Peana per lo scambio con Congiunti. Ancora Peana, un brivido. Tanto il lungo rilancio in profondità di Congiunti, il colpo di testa a liberare, poi il passaggio al centrocampo con il gioco di Roccuzzo all'indietro con l'anticipo per un attimo di Dieng che viene atterrato, ma è il fallo del numero 9 che si lamenta, squadra di casa del Sant'Elena, con il fischio per cercare di trovare un po' di calma per il direttore di gara. Chiede al numero 9 Dieng. Tanto il pallone può essere riposizionato per il calcio in profondità, il pallone che viene spizzato di testa, poi anticipa tutti i tamburini con la possibilità ancora di Dieng di passare in avanti. Tanto poi il pallone arriva all'indietro con Congiunti. Lo scambio per Peana. Sì, certo, scusando il mio. Il controllo ancora di Scioni, poi lo scambio con il lancio in profondità ancora per lo scatto di Piredda. Tanto ancora il controllo, poi lo scarico per Sizia, ancora il passaggio all'indietro per Ruggeri, il controllo poi in mezzo al campo. E quello più fa. Stiamo usando quello di Matteo. Stiamo mettendo quello di Matteo. Guarda. Tanto c'è lo scambio ancora con il gioco di gambe di Piredda, lo scarico ancora per il pallone in mezzo con Cocco che ha provato, allora libera subito in fallo laterale. Ok, sta andando? Tanto c'è la possibilità per il fallo laterale con Puzzu. Lo scambio e ancora il pallone in mezzo, Dieng a controllare
poi può distendersi in avanti con Cannas, poi c'è il passaggio e il lancio in profondità con Peana a liberare, ma si resta ancora in zona d'attacco con Sizia, può mettere in mezzo, il pallone passa ma c'è alta la bandierina del guardaline e quindi c'è il calcio di punizione che verrà assegnato alla Nuorese, che potrà riprendere il gioco. Lancio lungo che viene subito contratto dal buon intervento di Falciani. Fallo, termina. Intanto c'è il fallo laterale. Il pallone in mezzo, prova il rilancio, il colpo di testa di Peana all'indietro. Sì. L'hai riavviata però adesso. Lancio in profondità, il controllo, ancora il passaggio di Mura per Dieng, viene incontro il giocatore numero 9, lo scarico ancora all'indietro, non arriva pallone a Ruggeri, può controllarlo Pired e poi il lancio in profondità con il controllo tranquillo di Palumbo che può far ripartire la sua squadra. Il lancio ancora lungo per Sizia, ma c'è ancora la bandierina alta. Calcio di punizione per il fuorigioco segnalato sul lancio verso Sizia. Tanto prova a far salire la sua squadra congiunti. Tanto lungo il pallone, c'è il fischio del direttore di gara. Il pallone che deve essere posizionato, intanto si vede, si riempie l'area di rigore con il pallone che viene chiesto alle retrovie per questa opportunità per la squadra ospite. Un Cocco sul pallone. Stai facendo lo stronzo da subito! No. Tanto c'è ancora il calcio di punizione, sempre Cocco sul pallone. 1190. Ancora l'area di rigore piena, l'arbitro vede che è tutto a posto, si può battere il calcio di punizione con Cocco che la mette in lunga profonda sul secondo palo, libera la difesa con il colpo di testa a mettere in fallo laterale, ma c'era ancora alta la bandierina del guardaline, sarà fuori gioco e quindi calcio di punizione, a meno che poi il pallone non sia addirittura uscito in calcio di fondo. Pallone si posiziona per il calcio di punizione segnalato per il fuorigioco. Lungo il rilancio di Palumbo in mezzo al campo, il colpo di testa di Pilosu, il controllo facile della difesa con Farris che appoggia all'indietro. Live 0-0. Tanto si prova a distendere ancora la Nuorese con Piredda, prova a mettere in profondità, il passaggio in mezzo di Puzzu viene anticipato, pulisce l'area di rigore, deve appoggiare però in calcio d'angolo, non riesce a salvare questa opportunità e quindi si può andare dalla bandierina con il capitano della Nuorese che va dalla lunetta del calcio d'angolo. Cocco sul pallone che viene messo in mezzo per il tiro e la conclusione di Peana e poi respinge la difesa ancora sul tiro di Vinci. Pallone pericolosamente danza in mezzo all'area di rigore con la difesa che può spazzare, ma è ancora fallo in zona d'attacco per la Nuorese, andata vicina con
la conclusione. Questo calcio d'angolo, adesso prova a liberare con Ruggeri lo scarico per lo scambio con Pilosu, pallone in fallo laterale ancora per la squadra in maglia blu, sempre sul pallone Puzzu, appoggia per Cocco, poi può liberare la difesa della Sant'Elena. Il pallone ancora perso, concesso per il giro palla con Peana che può rilanciare in profondità, il controllo di Vinci e il fallo fischiato per l'intervento di Falciani proprio sul numero 11 Vinci, autore di 3 reti in questo campionato. Per il numero 11 intanto c'è lo scambio subito in velocità con Roccuzzo che mette in mezzo, pallone viene respinto, lo controlla ancora Puzzu, prova a girarla in mezzo, pallone però viene controllato facilmente da Palumbo. Può far salire la sua squadra, il lungo lancio sulla destra, il colpo di testa di Manfredi, mettere in fallo laterale. Ancora il pallone può essere rimesso in gioco dalla squadra di casa, il rilancio in profondità, il tocco di Pilosu, poi ancora prova a liberare Scioni, il pallone viene messo in fallo laterale ma c'è giocatore a terra con l'arbitro che chiama i medici per far controllare il giocatore a terra. Intanto se ne sono andati i primi 11 minuti di gioco con solo una occasione per la Nuorese poco fa. Tanto conoscevamo, questa è una partita importante soprattutto per la classifica, con le due squadre appaiate nelle posizioni di testa, solo un punto di differenza tra le due squadre, con il Sant'Elena padroni di casa a quota 28, con la Nuorese subito dietro a 27, Nuorese che arriva dalla vittoria contro l'Arbus per 3-1. Dall'altra parte il Sant'Elena si deve far perdonare la sconfitta con il Ghilarza rimediata una settimana fa, 1-0 per la squadra del Ghilarza. Oggi quindi la squadra di mister Dessi deve cercare di ritornare a correre in classifica. Intanto viene messo a terra Dieng, tutto regolare per l'arbitro, poi Cocco la gira, si fa vedere in profondità Piredda, però c'è il fallo che viene fischiato dall'arbitro, che ha anche qualcosa da dire alle panchine, soprattutto alla panchina del Sant'Elena, che si lamentava sul fallo a detta loro del subito da Dieng in zona offensiva. Tanto il pallone già posizionato poco oltre la lunetta del centrocampo, sul pallone Roccuzzo, a fianco anche Cocco. Ancora non si può riprendere la Cocco, ancora lui a mettere in profondità, ancora per Piredda, però c'è il facile intervento della difesa, si resta ancora in zona d'attacco, è sempre il numero 7 della Nuorese che qua però va a contrarre il pallone, un tocco sul difensore del Sant'Elena, per l'arbitro è tutto regolare. Il pallone viene messo a terra, un fallo che chiedeva Ruggeri. Tanto il pallone viene rimesso in gioco, ancora Cocco, l'appoggio indietro per il cross, liberare per un attimo l'aria, si resta lì al limite, si resta sempre ancora la Nuorese, ancora per Cocco in profondità, la tiene bene, poi finisce a terra, tutto regolare. Sant'Elena può far ripartire la sua azione, il rilancio in profondità è fermato da Peana che può girare indietro per Farris, ancora più largo
Si ritorna da Peana, attaccato, Peana riesce a mettere il pallone in profondità e poi il tocco, l'ultimo probabilmente così è di Puzzu, quindi sarà fallo laterale che andrà a battere Sizia. Lungo in profondità per Dieng, anticipato il controllo ancora di Piredda, poi lo scarico per Roccuzzo, cambia gioco, non ci può arrivare né Vinci né tantomeno Tuccio, quindi il pallone si perde in fallo laterale con Capelli. Tanto il pallone rimesso in profondità, controllato ancora, la tiene Ruggeri, il pallone in avanti per il giro di Pilosu, voleva allargare per Sizia, pallone lunghissimo e si perde ancora Pilosu, pressione alta, poi c'è il controllo dietro di Falciani, il pallone che arriva ancora a Pilosu, la lancia per Dieng, lo scarico ancora per Sizia, prova a mettere il pallone in mezzo, cross interessante, spazza l'area di rigore Manfredi e poi si resta ancora lì con Sizia ancora all'indietro, Mura prova a cambiare gioco, una ottima apertura dalla parte opposta, il pallone in mezzo, non ci arriva Dieng, spazza via Farris, può poi controllare ancora Tuccio, lancia ancora per Vinci, fermato, fischia l'arbitro, sarà calcio di punizione. Si fa vedere anche il Sant'Elena con questa ottima apertura dalla parte destra, pallone in mezzo, Dieng non è arrivato col tempi giusti in area di rigore per il contatto col pallone. Allora ancora Cocco che cambia gioco dalla parte opposta per Puzzu. Il controllo ancora all'indietro, sempre sul numero 6 che si deve appoggiare ancora all'indietro a Congiunti. Rilancio lungo dove c'è il colpo di testa di Tamburini, poi anzi era Capelli, poi rilancia il pallone che viene però atterrato e quindi calcio di punizione per il Sant'Elena che può salire con i suoi effettivi. Adesso è Ruggeri che si fa dare il pallone in regia, prova ad allargare il gioco con il lancio in profondità, sbaglia tutto Tamburini, allora c'è il rilancio ancora per Cocco, attaccato da Falciani, spazza via tutto, la prende di esterno, il pallone si perde in calcio d'angolo. Falciani avrebbe voluto mandare il pallone in fallo laterale, così non è, non gli riesce il tocco sulla linea laterale, sarà calcio d'angolo, sempre Cocco, sempre lui su ogni calcio da fermo. Si fa vedere anche Scioni, il pallone è per lui, è attaccato, lo scambia ancora con Cocco, bandierina giù, il pallone in mezzo con la respinta, Peana che cambia gioco dalla parte opposta. C'è ancora il cross in mezzo, prova la spizzata Manfredi, non ci arriva e quindi Palumbo tranquillamente può controllare, provare a rilanciare subito per cercare la difesa scoperta della Nuorese, difesa a 3 contro 3, alla meglio ancora l'intervento di Roccuzzo che perde il pallone, ancora Dieng, la può mettere in mezzo, non ci arriva per un soffio, ancora Pilosu, il pallone dalla parte opposta con il controllo di Piredda. E lui che può battere il fallo laterale, l'ultimo tocco di un giocatore del Sant'Elena che qua ha provato a cogliere impreparata la difesa ospite con il lancio in profondità, niente da fare, allora si può ripartire con un fallo laterale rimesso in gioco da Scioni lungo per il controllo di Vinci, viene chiuso però resta in possesso del pallone, ancora Cocco, prova a lanciarsi, a sganciarsi sulla destra, il numero 10 finta, rientra sul sinistro, controlla ancora con il destro, mette il pallone in profondità, il tiro largo di Vinci, pallone troppo di interno piede, palla che esce non di molto. Un'altra opportunità al 18° minuto. Lascialo stare Falciani! Lascialo perdere! Tanto può rimettere in gioco il pallone con Palumbo. Chiede a Falciani di allargarsi, il pallone è proprio per lui, ancora più largo Tamburini, il pallone viene messo comunque in mezzo invece per il controllo
di Cannas che poi manda in profondità ancora per Dieng. C'è il fallo subito dal numero 9 del Sant'Elena, può ripartire con un calcio di punizione. Qui va sul punto di battuta Mura, il pallone lungo in profondità con il tentativo di beffare il portiere Congiunti, pallone troppo alto, il tentativo che va a vuoto. Chiede di salire ai suoi congiunti, restano indietro solamente in due, tutti gli altri alti, ma a Falciani va di testa il pallone che viene comunque intercettato. Coco prova a rimettere in profondità, niente da fare, Tamburini controlla lo scambio ancora tra Mura, il pallone poi all'indietro e poi ancora largo per Capelli che prova a lanciare in profondità, niente da fare, chiude la difesa e prova a sganciarsi con il lancio lungo di Scioni, pallone troppo alto, viene controllato senza grandi problemi da Palumbo che prova a rilanciare, non arriva in tempo Sizia, viene anticipato dall'ottimo intervento di Puzzu, pallone in fallo laterale. Fallo laterale che viene battuto dal giocatore del Sant'Elena in profondità dove non arriva Dieng. Peana è costretto a mandare all'indietro per Congiunti, lo scambio ancora tra i due, resta Pilosu in proiezione offensiva, il pallone ancora con Falciani a spazzare via, a pulire la sua metà campo, pallone ancora tra i piedi di Congiunti che prova a rilanciare ancora sul versante sinistro, sempre Falciani insuperabile. E allora c'è il controllo, chiama dalla parte opposta il pallone Piredda, arriva al numero 7, c'è in mezzo il suo compagno, non riesce per l'ottimo intervento della difesa, però non riesce a liberare. C'è il fallo laterale, ancora lancio in profondità per Pilosu, il controllo del numero 7 fermato per un attimo da Puzzu che però mette il pallone in calcio d'angolo con il tocco ultimo del giocatore numero 6 Puzzu. Va a riempirsi adesso l'area di rigore della Nuorese, provano a salire anche dalla difesa di Sant'Elena con Capelli e Falciani. Il pallone posizionato sul punto di battuta, il calcio d'angolo corto, prova proprio per Falciani, arriva in ritardo e c'è il cartellino giallo per il difensore della Nuorese, del Sant'Elena. Ammonito Falciani per questo fallo in ritardo sul pallone, ha provato comunque in scivolata. Il pallone che è stato controllato dal giocatore numero 4 Roccuzzo, che ha subito anche il fallo, calcio di punizione che può essere battuto da Congiunti. Lancio in profondità, il colpo di testa di Piredda, poi il controllo ancora di Pilosu, c'è il fallo per un intervento falloso, il giocatore della Nuorese Puzzu, è richiamato anche dall'arbitro a chiedere calma in questi interventi. Ma proprio Falciani con il destro a cambiare ancora gioco dalla parte opposta. Il pallone viene toccato da Manfredi in fallo laterale. Tanto c'è l'arbitro che chiede l'intervento per qualche problema fisico per Palumbo. Tanti giocatori ne approfittano per andare a dissetarsi. Diversi cambi tra le due squadre rispetto alla partita precedente, a fare molto più turnover la squadra di casa.
con tante sostituzioni. Ci sono Fideli, Rotaru e Tsoudas, neanche Spano. Dall'altra parte il mister Kantara deve fare a meno di Ragazzu, il bomber della Nuorese, oggi in tribuna. 8 gol per lui in campionato fino a questo momento, 8 dei 26 gol fatti dalla Nuorese in questo campionato finora, con la squadra ospite che è anche la seconda miglior difesa della Lega, 13 gol subiti soltanto. Ha fatto meglio solo il Ghilarza con 11 gol subiti. Ghilarza che è subito dietro la Nuorese al 6° posto in classifica. È proprio il Ghilarza che ha battuto il Sant'Elena la scorsa partita. Intanto è tutto pronto per il fallo laterale, si è ripreso Palumbo, pallone può essere controllato per la rimessa laterale in posizione offensiva per il Sant'Elena. Siamo vicino alla bandierina di sinistra. Tutto pronto, fischio dell'arbitro, si può rimettere il pallone in mezzo, pallone che viene controllato per un attimo da Farris, poi spazza via tutta la difesa, il controllo di Tamburini, l'appoggio proprio per Palumbo. Prova ad allargare ancora per Falciani, il giocatore che controlla, poi prova a mettere il pallone in mezzo per Mura, sbaglia tutto, allora si distende in contropiede con il tiro dalla distanza di Scioni. Un tiro senza grandi pretese. Intanto prova dalla distanza Pilosu con il tiro a giro dalla distanza, posizione molto arretrata, pallone che si perde alto, però uno squillo anche del giocatore numero 7 che insieme a Dieng sta tenendo oggi l'attacco del Sant'Elena. Proprio Pilosu che anche lui con 2 reti in questo campionato. Intanto controlla il lancio in profondità di Capelli, il controllo di Dieng, lo scarico all'indietro, poi il pallone ancora per Pilosu, il controllo di petto e poi non trova il controllo con il destro, però una buona azione offensiva del Sant'Elena. Pallone troppo esterno e quindi c'è la possibilità per la rimessa in gioco di Congiunti, far salire i suoi. Il colpo di testa mancato sia da Manfredi che da Delogu, pallone che si perde in fallo laterale, il pallone rimesso in mezzo, ancora Cocco, finta ma libera ancora la difesa, poi il tentativo dalla distanza di Scioni, il controllo di Falciani, allora può ripartire, poi sbaglia tutto, il lancio in profondità a liberare, poi deve spazzare via Congiunti, il colpo di petto di Falciani, ancora il controllo in mezzo al campo di Ruggeri, all'indietro il controllo in mezzo di Mura, poi può distendersi Cannas, il pallone largo ancora per Sizia, mette il pallone in mezzo, libera tutto la difesa con Peane, poi il controllo buono di Vinci che riesce a girarsi, prova a partire da solo, attaccato sia da Tamburini che da Mura, poi c'è l'intervento falloso secondo il direttore di gara, sarà calcio di punizione, la posizione interessante, ha fatto tutto da solo Sizia, portarsi il pallone avanti, provare a lanciarsi su Tamburini e Mura. Sul pallone, manco a dirlo, Cocco, la barriera a 2 con Sizia che va a posizionarsi, tanto l'arbitro dice qualcosa con il guardaline, c'è stato qualcosa in mezzo all'area di rigore, l'arbitro mette mano al taschino
Vediamo quale sarà il colore del cartellino che alzerà il direttore di gara nei confronti di un giocatore della Nuorese, presumibilmente. Anzi no, il cartellino è indirizzato per Tamburini. C'è il rosso che viene alzato al giocatore di casa. Si lamenta Tamburini con arbitro, ha qualcosa da dire anche alla panchina. Ha visto tutto il collaboratore del direttore di gara che ha alzato il cartellino rosso, e allora al 29esimo potrebbe esserci la svolta. Intanto il pallone resta lì sul versante destro, quello sinistro della difesa del Sant'Elena, che deve fare a meno quindi del suo numero 3 con l'espulsione di Tamburini a ridosso della mezz'ora della prima frazione di gioco. Adesso sarà davvero una situazione particolare per la squadra di casa. Vediamo già subito Cocco a mettere in mezzo il pallone troppo largo, poi non si fida De Logu, spazza via e mette in calcio d'angolo, pallone che sarebbe probabilmente uscito. Intanto si va dalla bandierina ancora con Cocco, il capitano della Nuorese, che va a mettere nella lunetta, si riempie l'area di rigore, si fa vedere per lo scambio Tuccio, va sul pallone, prova a mettere in mezzo, pallone rasoterra, mette in calcio d'angolo. Ancora l'intervento della difesa con Ruggeri. Tanto il pallone ancora verso Tuccio, è solo Tuccio, prova a mettere il pallone, grande deviazione di Palumbo, mette fuori in girata. Ottima occasione, ancora Cocco, questa volta scodella in mezzo, questa volta Palumbo esce a bloccare il pallone in presa, prova a rilanciare in profondità con lo scatto perfetto, il pallone per Dieng che va a controllare, brucia in velocità, ancora Puzzu, prova a mettere in mezzo, il pallone viene messo fuori. Tanto non si muove ancora nessuno dalla panchina del Sant'Elena, che lascia così i suoi in campo, mister Dessì. Tanto c'è stato subito un tentativo di Dieng ad alleggerire la pressione della Nuorese, che si è fatta sempre più insistente in questi ultimi 10 minuti appena trascorsi, complice anche l'espulsione di Tamburini del Sant'Elena. Grave errore del numero 3 che lascia i suoi 10 uomini per più di un'ora di gioco. Intanto c'è il tentativo ancora di Dieng, fermato in fallo laterale da Puzzu, fallo laterale a cui va a battere ancora in profondità, poi c'è il tocco in calcio d'angolo, il tocco di Farris che mette fuori. Tanto si avvicina sul punto di battuta Sizia, va lui a battere, non salgono in tanti, 4 uomini del Sant'Elena in mezzo all'area di rigore, tutta la Nuorese a difendere, pallone che viene messo in mezzo con il tentativo per spazzare via di Piredda, per poco non compie la frittata. Tanto ottimo questo calcio di punizione messo in mezzo a tagliare. Ancora dalla bandierina lo scambio con il pallone all'indietro, non si capiscono in questo schema, poi spazza via tutto Capelli, il controllo, ma si alza la bandierina con Piloso che era rimasto alto, troppo alto oltre la linea difensiva della Nuorese. Sarà fuori gioco, fischiato segnalato dal guardalinee. Tanto
congiunti fa salire la sua squadra. Il lancio in profondità, il colpo di testa di Tuccio, poi va a spazzare ancora Capelli, poi spara via tutto in profondità con Dieng che anticipa Manfredi, però è l'ultimo a toccare, mette il pallone in fallo laterale. Lancio in profondità con il colpo di testa di Delogu a mettere fuori. Fallo laterale con il pallone che viene messo in profondità verso Cocco, arriva con un po' di fortuna sul pallone il numero 10 della Nuorese, prova a spazzare in mezzo, libera tutto Capelli in fallo laterale. Resta ancora alta la squadra ospite, sempre Manfredi sul pallone per provare a rimettere in gioco. Si fanno vedere sia Tuccio che Cocco. Manfredi chiede al suo numero 9 di andare più lontano, il pallone è per lui, il controllo, c'è l'attacco, poi il pallone in mezzo, spazza via tutta Mura, profondità, c'è Peana che può controllare, rilancia in profondità, troppo per i suoi attaccanti, pallone che si perde sul fondo e il Sant'Elena potrà ripartire con il calcio di rinvio di Palumbo. Resta ancora la difesa a 4 per il Sant'Elena dopo l'espulsione di Tamburini, con Sizia che è sceso a dare una mano alla sua difesa come terzino sinistro. Intanto qua c'è l'intervento per il fallo segnalato per l'intervento a riprendere con il giro palla. Il pallone viene controllato da Ascioni, poi il pallone viene contratto in fallo laterale. Tanto fallo laterale può essere battuto questa volta sempre ancora da Manfredi, deve tornare indietro quasi sulla linea della metà campo. Manfredi, pallone viene controllato da Roccuzzo, poi perde il contatto con il pallone, buono il gioco verso Pilosu, può distendersi Pilosu, prova l'1 contro 1, va con il destro a giro, palla alta di un soffio sopra la traversa, però fa male il Sant'Elena nonostante i 10 uomini in contropiede. Guarda se va meglio. Ottima questa occasione con Pilosu, l'ottimo tiro a giro. Tanto c'è il calcio, il fallo laterale con l'intervento di Puzzu, prova a mettere il pallone alto con Dieng che può controllarla, la lascia a Pilosu, prova a distendersi sulla destra, ancora Capelli prova a lanciare il pallone in profondità dalla parte opposta, il tocco a liberare di Piredda, il fallo laterale con il controllo ancora di Ruggeri, palla all'indietro per Sizia, qua attacca per un attimo, sbaglia ma si libera bene dell'avversario e allora può partire Falciani con il lancio in profondità, ancora a lungo il controllo per un attimo di Delogu, poi il pallone che viene perso in profondità, allora il controllo di Roccuzzo che poi viene anche messo a terra per il fallo laterale, per il calcio di punizione.
Farris a controllarlo. Lancio ancora in profondità, il colpo di testa di Sizia, l'ultimo tocco è proprio del numero 11. Tanto Cocco prova a mettere il pallone in mezzo, passa su tutta, attraversa l'area di rigore, chiede anche un tocco Tuccio. Intanto c'è il cartellino giallo che viene dato all'allenatore del Sant'Elena. Intanto il pallone messo in mezzo, va sul punto di battuta, ancora Manfredi, chiama alti tutti i suoi compagni, riempiono l'area di rigore, Cocco, Tuccio ma anche Vinci, poco fuori dall'area di rigore Roccuzzo. Per il Sant'Elena tutti dentro tranne Dieng e Pilosu. Tutto pronto, può mettere in mezzo il pallone, spazza via tutto senza problemi Capelli, poi c'è il fallo subito da Dieng. Tanto si può riprendere con l'arbitro che va a dire qualcosa ai giocatori della Nuorese. Tanto sul punto di battuta Falciani pronto per far salire i suoi, si fa vedere Ruggeri a tagliare in mezzo, il pallone è largo per il pallone in mezzo, ancora Ruggeri per un soffio, non arriva sul pallone, anticipato da Congiunti. Allora è Cocco e Tuccio che va a controllare, Tuccio all'indietro per Manfredi, largo ancora per il suo numero 9, ne ha due addosso e poi va a fare fallo. Il calcio di punizione fischiato per un fallo proprio di Tuccio. Un po' caldi gli animi in questo frangente, siamo agli sgoccioli di questa prima frazione di gioco, ancora 0-0 al Sant'Elena e in 10 uomini dalla mezz'ora per l'espulsione di Tamburini per un fallo a palla lontana in mezzo all'area di rigore. Sant'Elena che comunque ha retto bene il colpo pur in 10 uomini in questa prima parte della partita. Intanto c'è il fallo di Sizia con Piredda che finisce a terra, calcio di punizione che potrà andare a battere la squadra in maglia blu. Pallone viene messo giù da Peana, si distendono sulla destra, sceglie però Peana la parte opposta con Manfredi, pallone con il tocco di Capelli in fallo laterale. Cocco va bene lui da solo, poi il scambio ancora con Vinci, palla larga per il tiro d'esterno di Roccuzzo, palla troppo larga, ci ha provato dalla distanza il numero 4 della Nuorese, palla che viene sistemata da Palumbo. Palla in profondità con Ruggeri che si fa vedere, lascia rimbalzare il pallone, non riesce a salvarlo dal fallo laterale. Dai Ruggio! Tanto palla in profondità, lungolinea con il controllo di Vinci, parte da solo Vinci, attaccato ancora da Sizia, c'è la spallata tra numeri 11, il fallo è dell'11 del Sant'Elena, calcio di punizione verso la linea corta dell'area di rigore dalla sinistra della porta difesa da Palumbo. Sempre Cocco sul pallone,
provare a far salire i suoi. Questa volta è tutto il Sant'Elena dentro la propria area di rigore. Ultime battute della prima frazione di gioco, siamo all'ultimo, poco più dell'ultimo giro d'orologio, con Cocco sul pallone, molto movimento in mezzo, la palla messa fuori con il tiro a girare di Puzzu, palla troppo esterna. Ultimo minuto. Quindi ci ha riprovato dalla distanza la Nuorese subito dopo il tiro troppo esterno di Rocuzzo. C'è anche quello di Puzzu, gli effetti del calcio di punizione battuto da Cocco. Tanto siamo verso la fine, ultimi secondi del primo tempo, vedremo se ci sarà recupero. Intanto lungo lancio di Palumbo, il controllo per un attimo di Cannas, poi la palla lunga in profondità, ancora Pilosu, si perde il pallone, può spazzare via Manfredi, il colpo di testa, ma resta lì il possesso del Sant'Elena che può tornare all'indietro. Gioco di gambe di Capelli, non ha nessuno, prova invece lo slargo per De Logu, pallone che viene intercettato. Là c'è il controllo del giocatore della Nuorese che può aprire il gioco per Piredda, va Piredda, con Rosizzi approva il tiro Piredda con il sinistro, non può impensierire più di tanto Palumbo. Tanto è scaduto il 45esimo, siamo nei tempo di recupero, non è stato segnalato, probabilmente ci sarà un giro di lancetta con Dieng anticipato, poi prova a spazzare via tutto Farris, il pallone che arriva in qualche modo nell'area di Piredda che lo controlla con Sizia a metterlo in fallo laterale. Piredda lo lascia lì per Puzzu, Fede in profondità, Cocco, il controllo del capitano che perde il pallone e poi libera ancora Puzzu, rimane lì all'ingresso della rigore, poi Dieng in aiuto della sua difesa prova a portarsi palla avanti Ruggeri, la perde, porta avanti Peana, largo per Cocco, si fa vedere sulla sua verticale Vinci, Cocco tiene il pallone, viene messo giù, altro calcio di punizione fischiato dall'arbitro, nuova opportunità per scodellare in mezzo il pallone i giocatori della Nuorese, con Cocco che vuole mettere giù il pallone. Può essere questo forse l'ultimo tentativo di questo primo tempo, con Cocco che fa salire nell'area di rigore i suoi compagni, non entrano tutti in aria, tanto Cocco mette il pallone in mezzo, libera bene Falciani con il colpo di testa, mettere in fallo laterale, si gioca ancora con il fallo laterale che andrà a battere Manfredi. Manfredi ha una buona gittata lungo in area di rigore dove non arriva nessuno, poi in qualche modo Palumbo, proprio mentre l'arbitro segna alla fine del primo tempo, finisce 0-0 la prima frazione di gioco tra Sant'Elena e Nuorese, una prima frazione con qualche squillo, resta a reti inviolate e da segnalare l'espulsione di Tamburini del Sant'Elena alla mezz'ora, quindi tutto il secondo tempo avrà a disposizione la Nuorese in superiorità numerica. E allora, mentre i giocatori vanno negli spogliatoi, noi ci lasciamo per qualche istante prima del secondo tempo. Eccoci tornati dal campo comunale di Villa San Pietro per la 17ª giornata del campionato di eccellenza, 0-0 dopo i primi 45 minuti tra il Sant'Elena, padroni di casa, contro la Nuorese. Un primo tempo che è andato
con le due squadre che intanto si parte per la seconda frazione di gioco. Dicevamo, con una prima frazione di gioco che ha visto le due squadre avere qualche occasione non nitidissima, però di sicuro il cartellino rosso alzato dal direttore di gara nei confronti del giocatore Tamburini del Sant'Elena sta condizionando la gara della squadra di casa. Finora non ne ha approfittato la Nuorese che deve fare a meno del bomber Ragazzu oggi in tribuna. Finora 8 gol per lui, con la squadra allenata da Giuseppe Cantara che è alla ricerca dei punti che potrebbero valere il sorpasso contro il Sant'Elena, che dalla sua vuole reggere l'urto con un uomo in meno in questa ripresa. Al momento ancora non ci sono sostituzioni in campo. Gli 11 per la Nuorese, i 10 del Sant'Elena effettivi della prima frazione di gioco. Intanto c'è il primo lancio in profondità per Pilosu, viene fermato e allora si può ripartire con Peana che può allargare il gioco. Lo scambio ancora il numero 2 a rilanciare in profondità, prova lo scambio lungo, il controllo di Capelli, il giro palla, lo scambio ancora per il numero 2, sbaglia tutto con Piredda che può distendersi, lo lancia verso Vinci scatta per superare Falciani che controlla però il pallone. Sarà calcio d'angolo questi primi 2 minuti di ripresa, con il pallone che viene dato ancora una volta al capitano Cocco. Passano dal suo piede tutti i calci da fermo. Tanto c'è il corner che viene messo in mezzo con il tentativo di Manfredi con il sinistro, palla colpita male dal difensore numero 3, palla che parte troppo alta, si perde sul fondo dove può battere Palumbo. Il calcio di rinvio c'ha sulla sua destra Capelli che poi sale, mette la difesa a 3. Adesso il Sant'Elena con il colpo di testa di Tuccio, provare a lanciare in profondità Cocco, c'è l'ottimo gioco di gambe di Capelli all'allargare l'1-2, ancora Capelli viene fermato con il fallo fischiato per l'intervento di Scioni sul numero 2 del Sant'Elena, che qua è uscito bene. Intanto il lancio ancora di Falciani, troppo lungo, troppo su Congiunti che può bloccare in presa, allargare il gioco. Tanto non si capiscono i due, con Pireda che non riesce a salvare il pallone. Intanto pallone che danza sulla riga dell'area di rigore, c'è il fallo di Pilosu, viene fischiato dal direttore di gara che può far ripartire la Nuorese. Il pallone arriva su Farris, lancio in profondità per Cocco con Falciani che libera e poi può spazzare in profondità, sempre sulla verticale, il colpo di testa per un attimo di Delogu, poi c'è il controllo con Tuccio, allarga ancora per Cocco, pallone in mezzo per Scioni, il pallone ancora a fianco per Roccuzzo, il tiro dalla distanza con la deviazione in calcio d'angolo. Ci prova Roccuzzo dalla distanza a liberare il suo destro, palla che parte troppo alta, pallone che viene messo in calcio d'angolo, andrà Cocco a batterlo, si fa vedere Scioni, si avvicina al suo capitano, c'è lo scambio con Scioni, la dà ancora a Cocco, parte da solo, rientra sul destro, la palla esterna per il tiro a giro tentato da Vinci, respinge la difesa ma si resta lì con Roccuzzo, allarga ancora per Scioni, Scioni prova a partire sulla fascia sinistra, attaccato da Ruggeri che lo ferma e poi spazza via, si resta lì con Tuccio a controllare ancora il pallone, lo lascia sempre per Vinci, viene messo a terra, calcio di punizione, nuova opportunità su calcio da fermo. Ancora un fallo fischiato dal direttore di gara
Una posizione abbastanza interessante con Cocco che fa salire i suoi, tanto prova il movimento in mezzo all'area di rigore, molto attiva la palla che viene messa in mezzo, c'è il tocco e poi la respinta in calcio d'angolo. Qua il tocco sotto porta e il pallone che viene respinto da Palumbo in calcio d'angolo. Tentativo di Manfredi. Resta ancora lì il numero 3, si fa vedere ancora Scioni, pallone in mezzo nell'area di rigore, c'è il tocco in rete con il gol di Vinci che fa 1-0. E allora al sesto minuto la Nuorese la sblocca, pallone in mezzo. Bravo Vinci a trovare l'angolino, niente da fare per Palumbo. La disattenzione del Sant'Elena costa il calcio d'angolo da cui parte tutto. Arrabbiatissimo in panchina il tecnico del Sant'Elena per questa disattenzione della squadra di casa che fin qui aveva retto con l'uomo in meno. Adesso vediamo se ci sarà la reazione della squadra di casa. Intanto la Nuorese prova ancora a controllare il pallone in avanti di Scioni per Cocco, prova a cambiare gioco Cocco dalla parte opposta dove Piredda si stava lanciando in profondità. Ancora Cocco prova a partire da solo, lo scambio ancora con l'autore del gol Vinci che prova il tiro dalla distanza, pallone troppo esterno. La Nuorese adesso sulle ali dell'entusiasmo prova a trovare i punti deboli della difesa del Sant'Elena per provare a raddoppiare, ma intanto qua prova a rilanciarsi in profondità Pilosu, chiuso da Peana in fallo laterale. Si resta ancora in zona d'attacco con il cambio di gioco per Sizia, all'indietro per Cannas, il controllo di Cannas, allarga ancora il pallone che viene messo in mezzo per Ruggeri, non riesce il dribbling al numero 10 con Tuccio che si distende in contropiede, allarga per Farris, 1 contro 1 su Cappelli, ancora Farris prova a mettere in mezzo, è bravo però Cappelli a dire di no e poi a controllare, a mettere giù bene il pallone per De Logu, lo scambio in mezzo, poi il lancio in profondità dalla parte di Pilosu che non arriva, viene anticipato, ora però può controllare ancora Cannas, il pallone all'indietro per Palumbo, la gira, sbaglia intanto tutto a Falciani con Piredda è solo, Piredda fuori di un soffio. Occasione colossale per il raddoppio della Nuorese, Piredda lanciato a rete, la mette fuori. Allora dopo questo errore di Piredda, pallone viene controllato adesso da Palumbo, si divora il 2-0 la Nuorese dopo l'errore davvero che poteva costare carissimo alla difesa del Sant'Elena in uscita. Tanto qua il pallone indietro per Falciani, prova ad allargare il gioco, la controlla De Logu fermato e allora è Cocco, arriva per primo sul pallone, ha di fronte a sé Capelli, prova a scattare ancora Vinci, la tiene Cocco, la mette in mezzo per Scioni, tanto Cocco viene steso, c'è il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara che chiede anche l'intervento dei sanitari per controllare le condizioni di Cocco che qua stava dando il là a una nuova azione offensiva in contropiede. Sono a terra con seconda. Non chiamare nessuno. Tanto se ne vanno via i primi 10 minuti della ripresa con il vantaggio della Nuorese.
la rete di Vinci. Tanto calcio di punizione, si rialza il capitano della Nuorese, tanto si scalda quasi tutta la panchina del Sant'Elena. Ancora tranquillità invece nella panchina mister Cantara, tiene tutti ancora seduti. Sul pallone intanto ci sono, intanto Rocuzzo si allontana, resta Scioni sul punto di battuta. Il pallone è uno schema per il colpo di testa, intanto fischia l'arbitro. Calcio di punizione con Palumbo che può rimettere in gioco, chiede di poter rientrare Cocco. Via libera da parte dell'arbitro adesso, intanto Capelli porta a palla, sbaglia però in uscita. Allora è Scioni che prova ad allargare ancora per Vinci, va Vinci da solo, attorniato da maglie bianche, fermato Vinci da Falciani che allarga ancora per Delogu, lancia in profondità per Dieng, fermato comunque dall'intervento della difesa. Arriva primo sul pallone ancora Pilosu, poi il lancio di Capelli dalla parte opposta, c'è l'intervento di testa a liberare di Puz, poi c'è la possibilità ancora dove c'è l'anticipo per un attimo di Capelli, pallone che arriva verso Cocco e intanto viene chiuso da Cannas che entra pulito sul pallone che resta tra i piedi ancora incollato di Cocco, ancora il capitano della Nuorese che però viene fermato. Fa poi fallo su Delogu, resta a terra, calcio di punizione. Qua si riesce a liberare la difesa della squadra di casa che può mettere in gioco il pallone con Palumbo. A Palumbo il rilancio in profondità, il colpo di testa a liberare di Scioni, poi c'è un intervento di testa di Falciani e Vinci. L'arbitro ferma per il colpo tra le due teste. Si può riprendere comunque con il pallone che verrà lasciato ancora tra i piedi del Sant'Elena. Non c'è bisogno che la Nuorese restituisca il pallone, era tra i piedi del giocatore in maglia bianca che adesso con Falciani prova ad allargare il gioco verso Sizia. Fallo laterale, palla ancora in mezzo dove c'è Pilosu attaccato da Peana, però c'è il fischio dell'arbitro. Hanno qualcosa da dirsi Peana e Pilosu. Va l'arbitro a mettere pace tra i due che continuano a discutere. Comunque si potrà riprendere con il pallone tra le mani della Nuorese. Sul punto di battuta Puzzu lancia sulla sua verticale dove arriva Vinci e prova a controllarla, viene anticipato dal tocco all'indietro dove Palumbo per un attimo stava perdendo il contatto con il pallone. Tanto qua in uscita c'è il fallo di Vinci, va a colpire Mura che cade a terra. Intanto Falciani lancia lungo in profondità, troppo largo, non riesce a salvare il pallone Delogu, palla che esce in fallo laterale, può batterla Manfredi dall'indietro per Farris, lancia in profondità Farris, c'è il colpo di testa però in anticipo per un attimo, poi perfeziona il palleggio la Nuorese con Peana che prova a rilanciare in profondità, il controllo di Mura, appoggia all'indietro. Mura a dare una mano alla difesa, intanto c'è il controllo di Pilosu, lo scarico, allora c'è Rocuzzo che la prova ad allargare ancora per Piredda atterrato, sarà calcio di punizione per la Nuorese e potrà far salire la squadra. Il pallone che viene messo giù ancora da Puzzu,
la lascia a Peana che può mettere in profondità dalla parte opposta, troppo corto il pallone verso Cocco, però c'è il colpo di testa di Capelli che mette fuori in calcio, in fallo laterale. Può batterlo Manfredi. A Manfredi con il movimento in avanti, Cocco la controlla con il destro, ancora Manfredi, finta del numero 3 che però viene fermato in fallo laterale assegnato alla Nuorese. L'ultimo tocco è del giocatore del Sant'Elena, ancora Manfredi sul punto di battuta. Manfredi ha la lunga gittata, l'ha dimostrato anche nel primo tempo, pallone che viene però messo corto per Scioni, controlla il numero 8, fermato in fallo laterale, ancora Nuorese in possesso, sempre Manfredi sulla linea laterale. Questa volta restano un po' più alti, si fa vedere in mezzo con Falciani, un campanile al limite dell'area di rigore, poi c'è il tiro di Tuccio, ma è tutto fermo per un fallo subito. Intanto c'è la prima sostituzione con Cannas che lascia il campo con la maglia numero 4, entra con il 17 Fideli. Fuori Cannas, dentro Fideli. Fideli titolare nella scorsa partita contro il Ghilarza, oggi si è accomodato in panchina, lo mette nella mischia mister Dessì. Adesso prova Dieng a controllarla con il tacco esterno, attaccato però da due giocatori, con il tentativo che però è falloso sul numero 9 del Sant'Elena che vuole battere subito, va a mettere ordine Ruggeri. Buono il gioco di Dieng in questa fase, poco servito in questa ripresa, in questo primo quarto d'ora abbondante della seconda frazione. Intanto c'è Ruggeri sul punto di battuta. C'è proprio anche Fideli sul punto di battuta, però si allontana il numero 17, attiene, resta lì solo Ruggeri sul punto di battuta. Si riempie l'area di rigore della Nuorese che è tutta a ripiegamento. Pallone che viene messo in mezzo, prova Pilosu, poi il tiro tentato anche da Capelli, può partire adesso il contropiede, si allunga però il pallone. Farris, resta lì ancora il possesso con Puzzu che allarga, porta palla ancora la Nuorese, palla in fronte sinistro con Cocco, anticipato da Capelli che può spazzare via il controllo di Scioni, poi il pallone all'indietro di Cocco per il controllo di Manfredi, si appoggia a Congiunti, rilancio ancora di Congiunti con Capelli in vantaggio, il tocco di testa intelligente all'indietro per Palumbo che può far partire i suoi, prova il lancio lungo in profondità per lo scatto di Delogu, in anticipo su tutti i Congiunti che poi la tiene a terra per prendersi anche qualche secondo di tempo. Tanto Congiunti può far salire i suoi con il pallone, viene messo a terra, l'attacco di Dieng, colpo di testa di Falciani, lo stop di petto di Scioni, poi il tocco di Tuccio, l'apertura per Cocco, si fa vedere ancora Tuccio in profondità, la tiene Cocco, prova a entrare sul sinistro, la prova a mettere in mezzo, spazza via tutto la difesa, ma sarà ancora fallo laterale in zona d'attacco per la Nuorese, con Manfredi che non ha fretta, si mette sul punto di battuta per il lancio in profondità. Poi il controllo in mezzo verso Vinci, anticipato in fallo laterale. Ancora Manfredi pronto per la battuta lunga in mezzo all'area di rigore, tanto Cocco si fa vedere
il numero 3 mette in mezzo, pallone che poi viene spazzato via in qualche modo e poi libera tutta la difesa del Sant'Elena, il pallone che rimbalza pericolosamente con Pilosu in anticipo e poi prova il pallonetto con l'esterno, pallonetto troppo basso, non beffa Congiunti, può bloccare, però sicuramente Pilosu tra i giocatori più attivi dell'attacco del Sant'Elena, fatica un po' ad uscire in questa fase. Intanto Puzzu spazza via il pallone che intanto per poco non beffava Palumbo, un'azione di alleggerimento con brivido, tanto può controllarla proprio l'estremo difensore del Sant'Elena, prova a far salire la sua squadra. Stato superato il 20° della ripresa con il tocco per Delogu, pallone controllato da Dieng, ne ha due, li supera tutti e due sia Rocuzzo che Shoni. L'arbitro non cede alle richieste del Sant'Elena della munizione per uno dei due centrocampisti della Nuorese. Si può ripartire con Ruggeri, allarga per Mura, il pallone in mezzo per Dieng, ancora cerca l'1-2 con Fideli, viene messo a terra. È tutto regolare per l'arbitro. Rocuzzo allarga il pallone per Pireda, lungo sulla sua verticale per Vinci, prova a mettere il pallone in mezzo, il tocco di Capelli, poi perfeziona l'uscita, poi è Delogu a controllare, mette un brutto pallone in mezzo per un attimo Rocuzzo, poi il controllo di Farris di testa, può tenerla Pireda, mette ordine la Nuorese con Puzzu che appoggia all'indietro, lancio in profondità di Congiunti verso Cocco, troppo interno il pallone, stoppa di petto Capelli, se la mette giù, chiede l'1-2 con Falciani, prova invece Falciani in profondità, c'è il tentativo in contropiede con il cartellino giallo alzato per Puzzu, il fallo per il numero 6 della Nuorese. Si aggiunge a Falciani l'altro ammonito di gara, ammonito anche l'allenatore del Sant'Elena, mentre Tamburini si è visto il cartellino rosso nella prima frazione di gioco. Questi sono i cattivi della partita di oggi finora, tanto il pallone viene messo giù. Con Ruggeri sul punto di battuta, opportunità da fermo per il giocatore in maglia numero 10. Ancora a secco in campionato Ruggeri, prova a mettere il pallone con la deviazione dell'ottimo intervento di Congiunti, ma qui grande punizione, grandissima parata. Tanto pallone viene messo in mezzo con la richiesta del Sant'Elena per un fallo in mezzo all'area di rigore. Intanto c'era la bandierina alta del guardaline che ha visto un fuorigioco, per questo l'arbitro ha dato il calcio di punizione per la Nuorese, con il Sant'Elena che chiedeva un intervento in mezzo all'area di rigore falloso. Tutto fermo per il fischio dell'arbitro, segnala il fuorigioco. Intanto Congiunti può rilanciare in profondità, Manfredi di testa la prova a toccare in mezzo, ancora Tuccio, poi c'è il pallone con Shoni che non riesce a perfezionare, sarà fallo laterale con il Sant'Elena, andrà Delogu a batterlo, pallone all'indietro per Capelli, si fa vedere Falciani attaccato da Vinci. Falciani deve appoggiarsi a Palumbo,
prova a rilanciare con il suo sinistro, pallone in profondità, c'è il colpo di testa di Sizia, il pallone che va in avanti ancora per Pilosu, grande intervento di Pilosu, la tiene in mezzo e poi spazza la difesa, un ottimo intervento di Roccuzzo e poi Cocco prova a lanciare in profondità, esce il portiere con Cocco che non può rimetterla subito in mezzo per l'ottimo ripiegamento difensivo, ma ancora Cocco in possesso di palla, prova ad allargare il gioco, così non riesce, però per l'intervento di Mura che rilancia in profondità per Pilosu si alza anche la bandierina del guardaline, sarà fuori gioco, ennesimo fuori gioco fischiato al Sant'Elena in contropiede con Pilosu lanciato. Calcio di punizione con il pallone messo giù e Puzzu pronto. Lascia il pallone per Congiunti, può andare Congiunti lungo in profondità, il pallone però arriva nei piedi di Delogu, appoggia all'indietro un po' corto, può spazzare via Palumbo, il pallone che rimbalza con Fideli che lo raccoglie quando è già uscito fuori dal campo e quindi sarà fallo laterale con Manfredi sul punto di battuta, si fa vedere in profondità con Delogu che la tocca, poi perfeziona ancora Ruggeri, ma il possesso palle ancora della Nuorese, un ping pong, poi mette giù il pallone la squadra in maglia verdazzurra con lo scambio. Manfredi prova a partire, si aiuta con Cocco che torna però sul destro, pallone girato per Scioni che allarga ancora per Puzzu, il tocco ancora di Piredda, prova il sinistro dalla distanza ma ancora Scioni, resta lì la Nuorese, allarga ancora il pallone dove c'è Vinci, lo scambio ancora con Scioni, prova a mettere in mezzo, viene fermato dal intervento in ripiegamento difensivo con Mura a mettere fuori, sarà un fallo laterale, va ancora Puzzu a batterlo. Si fa vedere Piredda e lui ad arrivare sul pallone, prova l'1 contro 1, mette il pallone in mezzo, viene contratto da Mura in calcio d'angolo, può restare in attacco al 27esimo, ancora la Nuorese, mette il pallone sul calcio d'angolo proprio il capitano Cocco, mette sulla lunetta del calcio d'angolo, pallone in mezzo con il tentativo in mischia, poi libera tutta la difesa, resta lì con Puzzu, allarga per Roccuzzo, ancora più largo per Tuccio, può arrivare al cross il numero 9, la mette in mezzo, fermato da Capelli che può rilanciare ma sbagliano ancora in uscita. Il pallone messo largo ancora per Cocco, rientra Cocco, poi va sul destro, il pallone ancora messo in calcio d'angolo dall'ultimo intervento di Mura e sarà ancora nuovo tiro dalla bandierina per il capitano della Nuorese che va a prendersi il pallone, fa riempire l'area di rigore con tutti i giocatori colpitori di testa, sono in 4 nell'area di rigore. Fase offensiva della Nuorese, il pallone messo fuori da Falciani, il controllo di Ruggeri in ripiegamento, però ancora a buon effetto la difesa, poi però il pallone è rimesso in profondità, il tocco di Fideli, poi spazza via Puzzu in fallo laterale e tanto c'è un'altra sostituzione con l'uscita probabilmente di Dieng, entra il numero 19 Cascello. E proprio così esce Dieng con Cascello in campo. Tanto altra seconda sostituzione con Delogu che lascia il campo per il Sant'Elena, entra Zuddas. Tanto questi cambi decisi dalla panchina del Sant'Elena, ancora nessuno per la Nuorese, si scaldano anche in pochi, probabilmente segno della soddisfazione di mister Cantara in questa partita. Tanto Capelli a mettere fuori
Dicevamo, mister Cantara probabilmente soddisfatto della partita dei suoi finora, la Nuorese che in superiorità numerica è riuscita anche a controllare, a farsi vedere in maniera più pericolosa in questo secondo tempo, complice anche un po' un calo del Sant'Elena dopo quell'errore che ha concesso il calcio da fermo, da cui è scaturito il vantaggio della Nuorese. E allora Congiunti va a spazzare il colpo di testa proprio di Tsudas, intanto non riesce Fideli a controllarla, palla che viene messa in fallo laterale con Manfredi. Capito? Esiste un cambio a fallo. Manfredi con la lunga gittata in profondità, Cappelli la tocca, prolunga ancora e poi è Ruggeri, anticipato dall'ottimo intervento di Scioni che apre ancora la possibilità per Vinci, prova Vinci con il destro, buona la parata di Palumbo, la può bloccare e poi Esizia in profondità, il colpo di testa di Roccuzzo, ancora a liberare con Mura, il pallone lungo in profondità, controlla la difesa con Farris, poi il colpo di testa, Falciani lancia in profondità, ancora largo sulla sinistra, Sizia mette il pallone in mezzo, Roccuzzo può portarsi avanti il pallone. Tanto la palla in profondità per lo scatto di Piredda, resta giù la bandierina, ancora Piredda, salta secco il suo avversario, ancora un altro, poi prova il tiro con il sinistro, palla fuori, non lontano dalla porta di Palumbo. Ottima questa azione di Piredda. 3 metri oltre, oh. C'è stata la deviazione, il calcio d'angolo con Cocco, sempre lui a battere, mette il pallone in mezzo molto tagliato sul secondo palo, questa volta l'ultimo a toccare è proprio Piredda, palla che si perde sul fondo e sarà rimessa per Palumbo. Tanto si erano lamentati dalla panchina del Sant'Elena per un possibile fuorigioco, così chiedevano sull'azione di Piredda. Per la guardalinea era tutto regolare, Piredda ha sfiorato il raddoppio, intanto c'è il controllo, un gomito un po' troppo alto per Puzzu, calcio di punizione con l'arbitro che decreta la possibilità di questo tiro da fermo. Intanto la palla che viene messa in mezzo, l'intervento regolare secondo il direttore di gara, poi con Mura in profondità, poi c'è il controllo ancora di Tsudas con il pallone che viene messo fuori. Intanto c'è l'arbitro che si avvicina alla panchina del Sant'Elena, c'è una espulsione combinata a qualcuno della panchina, qualche protesta di troppo, forse proprio il tecnico della squadra di casa, qualche parola di troppo per l'allenatore del Sant'Elena, e così è, dovrà lasciare il campo. Proteste che continuano ancora tra il direttore di gara e il tecnico del Sant'Elena, che dovrà abbandonare la panchina. Ancora qualche protesta, siamo arrivati al 33esimo e 15 secondi di questa ripresa, con il risultato ancora inchiodato sull'1-0 per la Nuorese. Il vantaggio nella ripresa grazie alla rete di Vinci al 6° minuto. Un gol con la Nuorese in superiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo, con l'espulsione di Tamburini per un fallo a palla lontana su un calcio d'angolo. Intanto si può ripartire, si è perso qualche minuto con l'espulsione dell'allenatore del Sant'Elena, che abbandona il campo visibilmente
contrariato per la decisione dell'arbitro. Adesso intanto il Sant'Elena prova a mettere in mezzo, Manfredi la spazza, intanto è Ruggeri che se la porta avanti, allarga per Sizia, prova a mettere il pallone in mezzo, troppo lungo per tutti, non ci possono arrivare né Zudas né Cascello. Tanto pallone che può essere rimesso in gioco con Congiunti. Tanto si muove qualcosa anche nella panchina della Nuorese con Porcu prossimo ad entrare. Intanto si va ancora in avanti con Puzzu, allarga per Vinci, messa fuori il pallone. Mura può battere il fallo laterale, la lascia invece per il lungo lancio per il tentativo di Pilosu, spazzata via, poi Ruggeri viene anticipato, ancora l'intervento di Mura, poi Sizia, lo scambio, ancora prova il numero 11 a farsi avanti, Pilosu non arriva sul pallone, ma il fallo laterale ancora per il Sant'Elena e Sizia che può andare a battere questo fallo laterale in zona d'attacco per la squadra di casa. La Nuorese va a coprire con 9 giocatori, manda via Puzzu, ancora Vinci a perfezionare in fallo laterale, palla che resta ancora lì, il pallone viene messo in mezzo, Pilosu prova il colpo di tacco, non trova il pallone, allarga ancora per Sizia, mette in mezzo, per un attimo ci ha provato a mettere Roccuzzo fuori e poi la deviazione con l'ottima respinta per un primo momento di Congiunti e poi un secondo tentativo dalla distanza. Chiedono un intervento di mano i giocatori del Sant'Elena, tanto l'arbitro a fatica deve contenere le squadre in campo. C'è un cartellino giallo che viene alzato dall'arbitro per Ruggeri, finisce sul taccuino anche Ruggeri. Ma dove vuoi andare? Meno male che ti stanno filmando. Ci ha provato in mezzo anche il Sant'Elena, che ha chiesto un intervento del direttore di gara, che non ha ravvisato gli estremi per il fallo e quindi si può ripartire ancora con Roccuzzo di testa. Vinci a controllare, torna Vinci, la cambia ancora con Roccuzzo, poi il tentativo di scambio tra i due, palla che si perde in fallo laterale, può essere battuto ancora da Sizia, palla in profondità per il colpo di testa di Pilosu, spazza via tutto Farris, la controlla Piredda, si fa vedere Cocco, anticipato da Capelli che poi prova a lanciare in profondità con il tentativo e il controllo di Cascello, viene esteso, messo giù proprio dal fallo di Farris, calcio di punizione dal limite dell'area. Per questo calcio di punizione fischiato per il fallo di Farris su Cascello. Cazzo, ne ha ammonito uno. Calcio di punizione. Ammonito per non dare l'espulsione. Rimetti l'espulsione. A contendersi il pallone ci sono sia Sizia che Ruggeri. Un po' più indietro anche Falciani, ma probabilmente non sarà lui a battere. Parlano i due giocatori, va Sizia con il calcio di punizione, perfetto nel set, e il Sant'Elena fa 1-1. E allora con una punizione perfetta all'incrocio di Sizia c'è il pareggio del Sant'Elena, che trova il gol che vale il pareggio. Al Nuorese, che adesso prova a mandare in campo
probabilmente Porcu. Vediamo se sarà confermato il cambio che era in mente per la squadra ospite, con Puzzu che va a lasciare il terreno di gioco. Il cambio con l'ingresso in campo proprio del giocatore con la maglia numero 16. E allora, quando siamo a 5 minuti dalla fine dell'incontro più eventuale recupero, c'è il gol del Sant'Elena che va a cambiare ancora, con Pilosu che lascia il terreno di gioco. Entra anche Cappai. Dopo Dieng, Delogu, Cannas, nuovo cambio. E allora si riparte per questi ultimi 5 minuti di fuoco con la Nuorese che ha pregustato i 3 punti fino a pochi istanti fa, spenti da una punizione magistrale messa in rete da Sizia. Ma la Nuorese con l'uomo in più ci vuole provare. Ecco i giocatori maglia bianca che scambiano il pallone. Farris prova a fare da solo il pallone proprio per Porcu con l'apertura. Prova a mettere il pallone per Piredda. Va Piredda, prova a far partire il sinistro. Pallone troppo di interno. Gira il pallone in calcio da fondo. Con il rinvio da fondo campo, costato caro il fallo al limite dell'area di rigore sull'intervento su Cascello, che ha causato la punizione per il Sant'Elena, messa a segno da Sizia. Ultimi minuti di gioco con la squadra ospite che vuol provare a ribaltare di nuovo, a tornare di nuovo in vantaggio. Intanto il fallo laterale con il pallone deve essere messo in gioco per il fallo laterale, con il pallone che dovrà andare per Manfredi. Eccolo il pallone che va proprio sulle mani del numero 3, la mette all'indietro, prova Farris a imbastire una nuova occasione per la Nuorese. Peana allarga proprio per Porcu, lancio in profondità troppo lungo con Capelli che però sbaglia tutto, però riesce ad arrivare comunque prima di tutti Palumbo. Palumbo che può rimetterla in gioco con l'estremo difensore del Sant'Elena, ancora largo per Zuddas, viene anticipato, conviene anche il fallo per l'intervento su Manfredi. Calcio di punizione sul pallone, va a Scioni, la molla per Farris, mette il pallone ancora per Cocco. Cocco la tiene, si fa vedere a fianco Tuccio, va Cocco da solo, passa vicino Tuccio, Cocco prova a metterla in mezzo, Ruggeri la spazza via, il controllo con i giocatori della Nuorese, il pallone resta fermo lì, poi è Scioni fermato, resta, combatte il numero 8, se la porta avanti, poi la mette giù con il fallo fischiato dall'arbitro al limite dell'area di rigore. L'intervento è proprio su Scioni. Calcio di punizione da posizione molto interessante, anche qui da posizione più centrale rispetto a quella battuta da Sizia per il Sant'Elena, che ha causato il pareggio. La posizione qua è più centrale, sul pallone si va ovviamente su Cocco, da lui tutti i calci da fermo, e così anche questa occasione. 44esimo, siamo verso l'ultimo giro di orologio per questa gara, la 17ª giornata del campionato di eccellenza, il girone sardo, il girone A, con Cocco sul pallone. È tutto pronto, prova ad andare Cocco, pallone troppo alto, si perde sul fondo.
Intanto c'è una nuova sostituzione per mister Cantara. Pronto il cambio, esce Tuccio con il numero 9. Prova l'ingresso in campo. Intanto sono 4 i minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. Entra con il numero 18 De Murtas. Intanto Stigi. va a rinfoltire il centrocampo. Dicevamo Fai gol! per scadere il tempo con il pallone che viaggia, il fallo fischiato per l'intervento su Piredda. Tanto parte il recupero, sono 4 i minuti che mancano. Intanto Peana la gira proprio per Porcu, il pallone che viaggia per Roccuzzo, ancora Scioni, prova a mettere in mezzo, pallone controllato da Capelli, poi appoggia all'indietro, spara via il pallone. Prima di tutti Peana la fa uscire per il fallo laterale, pallone messo per Roccuzzo, attaccato Roccuzzo da Fideli, pallone che viene controllato dal Sant'Elena che prova a ripartire, pallone ancora per Fideli, fermato da Peana. Ottimo intervento del numero 2, però arriva il pallone per Ruggeri, ancora Ruggeri a controllare l'1-2 con l'errore di Cascello per Fideli, pallone che si perde in fallo laterale, quindi nuova opportunità anche per il Sant'Elena. Roccuzzo all'indietro per il portiere che sbaglia qua il rilancio proprio sul corpo di Cascello, altro fallo laterale, ancora a batterlo Roccuzzo. Palla in profondità, il controllo di Piredda, lo scambio con il pallone che arriva a Cocco, prova il pallone per De Murtas che viene anticipato ancora da Falciani in fallo laterale, palla va a prendersi proprio De Murtas, la lascia per Cocco, proiezione offensiva tutta la nuorese nella metà campo del Sant'Elena. Cocco la mette in mezzo, il colpo di testa con De Murtas, pescato in... ha fatto fallo su Capelli, l'arbitro così ha visto il colpo del giocatore numero 18, il fallo su Capelli. Tanto può andare a rilanciare ancora Palumbo. 1:15 alla fine del recupero, con ancora Scioni, metterla per Piredda, lo scambio con Porcu, prova ad allargarla, va adesso ancora in attacco, viene fermato Vinci, c'è un fallo, giocatore numero 11 è a terra, Scioni mette fuori il pallone per consentire l'intervento proprio su Vinci, l'autore del primo vantaggio della nuorese. A terra probabilmente per Crampi. Intanto il tempo di recupero che ormai è scaduto, vediamo se l'arbitro darà l'opportunità di rimettere in gioco il pallone dopo questa interruzione per il infortunio di Vinci. Tanto con questi ultimi secondi di una partita che il Sant'Elena è riuscito a riacciuffare agli ultimi 5 minuti di partita o poco più, con la punizione perfetta di Sizia dopo il primo vantaggio proprio di Vinci, che adesso esce per farsi vedere
Tanto si può ripartire con Falciani che spara a restituire il pallone alla squadra avversaria, pallone che andrà rimesso in gioco da Congiunti quando ormai siamo agli ultimi giri di orologio per questa partita, con un pareggio che si va a delineare. Tanto c'è una nuova occasione forse per il Sant'Elena che controlla il pallone, tutto regolare per l'arbitro, ancora Ruggeri fermato e poi mette in fallo laterale Porcu, pallone che può essere rimesso in gioco ancora dal Sant'Elena. L'arbitro guarda il cronometro, fa rientrare anche Vinci, si continua a giocare il recupero sul recupero, fischietto in bocca però dell'arbitro che fischia 3 volte e decreta la fine di questa partita. Finisce 1-1 tra Sant'Elena e Nuorese, lo scontro tra le prime posizioni. Il Sant'Elena e la Nuorese si portano via un punto a testa per effetto delle reti tutte nel secondo tempo. Prima è Vinci a sbloccare il risultato per la Nuorese, il pareggio di Sizia su calcio di punizione. E allora da Villa San Pietro è tutto, un saluto da Matteo Piga e un ringraziamento anche da Marcello Montis. Per questa partita è tutto, state con noi con Diretta Sport.